Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria sui ballottaggi, mentre cerchiamo di capire che fine ha fatto Dmitry Coini. Siamo tutti un po' preoccupati, no, stiamo scherzando. Da Strasburgo andiamo subito a Vittorio Veneto, i seggi sono chiusi, le urne sono chiuse, quindi possiamo parlare liberamente anche del voto a Vittorio Veneto. Lo ricordo, Posocco contro Balliana. Balliana ha vinto, diciamo, ha totalizzato un maggior numero di voti al primo turno. E c'è questo, il caso Vittorio, insomma, che conosciamo bene, di un centrodestra che appunto è andato spaccato al primo turno. Lina Paronetto subito, in collegamento con Nicoletta Rizzetto. Grazie Nicola, eccoci di nuovo. A Vittorio sta uscendo il sole, tra l'altro, circostanza abbastanza insolita, no? Qua su Thomas Toffoli, che è il presidente del circolo di Fratelli d'Italia. Allora, Fratelli d'Italia che è rimasto sulla carta fuori da questo ballottaggio, ma che ha fatto una dichiarazione di voto prima di questo ballottaggio a favore di Gianluca Posocco, un po' come la Lega, anche se con minore formalità, diciamo, per ribadire che l'elettore di centrodestra sta a centrodestra, insomma, e non vota eventualmente Mirella Balliana. Tra l'altro si fa un gran discutere anche dell'affluenza abbastanza scarsa a Toffoli, che potrebbe essere il vero ago della bilancia in questo secondo turno. Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio gli oltre migliaia di elettori che hanno sostenuto Fratelli d'Italia e hanno sostenuto anche la mia forza personale, che mi fa entrare in tutte e due le situazioni, che vinca Posocco o la Balliana, e quindi ringrazio gli elettori di ogni borgo e borgata. Sì, tornando appunto a questa tornata elettorale del ballottaggio, con la scarsa affluenza alle urne, però che non sarà fondamentale, perché è determinante la nostra proposta che abbiamo fatto sul giornale, la nostra decisione per riunire il centrodestra, che credo sia stata fatta la scelta migliore per poter appoggiare Gianluca Posocco. Secondo lei l'elettorato vi seguirà, vi ascolterà? Cioè, avendo perso il candidato Braido, secondo lei comunque sono andati a votare, hanno fatto, chiamiamolo anche questo sforzo, nel senso che sappiamo bene che non è semplice quando il proprio candidato è fuori comunque andare a votare al secondo turno, in più siamo a fine giugno, per cui tutta una serie di circostanze che non invitava al voto. Certo, sì, la situazione sicuramente non è facile, perché vedi la stagione, il periodo, le scuole chiuse e anche la stagione bella che inizia, che iniziano le vacanze al mare. Però il nostro messaggio sarà sicuramente tenuto in considerazione, anche perché ho visto in campagna elettorale che il mio obiettivo e sentore era quello che molti non volevano andare a votare. Sono andato di persona nelle case, anche tipo Formeniga, San Giacomo, e parlando assieme ho visto che li ho convinti ed hanno ascoltato, perché credo che i cittadini vittoriesi sono molto intelligenti, hanno voglia del voto, di ritornare al voto, e cercano concretezza. Con Fratelli d'Italia questo c'è, il governo ha garantito che c'è, ho sentito che Giorgia Meloni, che sono stato eletto appunto consiglio comunale, e darà la possibilità di questo comune che sia, mi auguro con l'auspicio, la vittoria di Posocco, ma anche se fosse la Balliana sarò un consigliere dalla parte dei cittadini per risolvere le problematiche, ma sicuramente una macchina da guerra per poter sistemare tutte quante queste problematiche. Senta, ma lei mi sta dicendo quindi che avete corso fisicamente, fattivamente a chiedere voti in questo lasso di tempo? Sì, diciamo che 5 anni fa che avevamo iniziato la prima esperienza con Fratelli d'Italia in appoggio a Miato, e grazie al nostro contributo abbiamo portato a casa quasi 500 voti e abbiamo fatto vincere al primo turno il sindaco Miato. Questo è fondamentale. Questa volta ancora di più, difatti anche ringrazio il nostro coordinatore provinciale Claudio Borgia e il coordinatore regionale Luca De Carlo, che ci hanno sempre sostenuto e ci hanno sempre spronato. Fratelli d'Italia è un grande partito. Ritornando a casa da Roma, che siamo andati a incontrare Giorgia Meloni quella settimana prima del voto del primo turno, ci ha detto: Thomas, abbandona il lavoro per una settimana, impegnatevi, andate per le case, andate a parlare con gli elettori e convinceteli ad andare a votare per Fratelli d'Italia. Così è stato, e secondo me il mio messaggio di pochi giorni fa per votare appunto Posocco, che hanno capito il messaggio che vogliamo riunire il centrodestra, sono convinto che dopo questo messaggio che ho dato sicuramente si deve ritrovare e ricompattare grazie a Fratelli d'Italia.
Ecco, quindi già prove tecniche lo avete sentito Nicola, di compattamento del centrodestra, che non dovesse andare a buon fine questa corsa per Posocco, chiaramente dovrebbe fare un esame complessivo, no? Perché di fatto si rischiava di lasciare il comune al centrosinistra pur con un centrodestra che tutti insieme avrebbe fatto parecchi voti, insomma ben oltre il 50%. Ma insomma tra poco dovrebbero cominciare ad affluire i primi dati e cercheremo di parlare poi in concreto di numeri. Ringrazio Thomas Toffoli e qui da Vittorio Veneto restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto. Fra poco vengo anche da Anna De Roberto. Prima però volevo sentire Dimitri Coin che si è ricollegato. È tutto a posto a Strasburgo? Tutto in ordine, tutto in ordine. Abbiamo visto anche una luce rossa, sembrava un lampeggiante. Magari qualcuno avrà fumato vicino a un sensore. Ecco. Allora, vengo da lei perché così una battuta intanto flash su Vittorio Veneto. Allora, Fratelli d'Italia nei giorni scorsi, questo diciamo messaggio chiaro da Fratelli d'Italia, è un tentativo di Fratelli d'Italia di mettere un po' così, di scavalcare la Lega. Che sta succedendo? Cosa è successo a Vittorio Veneto? Ma no, non credo sia un tentativo di scavalcare la Lega. A Vittorio Veneto con l'espulsione di Tony Da Re di fatto si è generata una situazione particolare dove era difficile comunque andare a dire sosteniamo Posocco in maniera chiara, però era altrettanto doveroso dopo l'uscita che ha fatto il nostro candidato Giovanni Braido, che invitava apertamente a votare per la Bagliana, che è un candidato di sinistra e che viene fuori diciamo addirittura dall'estrema sinistra. Era doveroso dire che la Lega non si colloca in quel perimetro, ma anche per un motivo molto semplice, in una collocazione temporale assolutamente precisa. Stavamo votando in aula con RIS, come avete visto, di cui avete parlato tutti, il provvedimento più importante per la Lega degli ultimi 40 anni, che era l'autonomia. E c'è un partito in particolare, il Partito Democratico, che fin da subito aveva annunciato che avrebbe raccolto le firme per abrogare questa legge. Ora che un candidato nostro vada a dire che di sostenere un partito che a Roma e poi sul territorio inizierà quel tipo di attività, francamente mi ha lasciato e ha lasciato tutti noi abbastanza perplessi. Coin, ma perché è successo questo? Braido si è sentito poco sostenuto dalla Lega? Ma no, sono tutte motivazioni personali. Quando tu vai oltre quelle che sono le analisi politiche e l'analisi territoriale, ti sposti sulle simpatie e sulle antipatie, succedono queste cose. Io mi domando, Braido non è tesserato con la Lega, non è militante, non è nemmeno sostenitore, ma se lo fosse stato io mi sarei chiesto come avrebbe potuto poi andare a chiedere la rappresentatività per la Lega nel momento in cui nel periodo storico più delicato va a esprimersi in questo modo. Avete candidato sindaco però insomma. Dice Zabai, l'avete candidato sindaco? Sì, lo abbiamo candidato sindaco. Devo dire anche la verità che su quella partita io sono entrato francamente poco, perché erano comunque i comuni sopra i 15.000 abitanti, la gestione era sovraprovinciale. Regionale, sì. E era sovraprovinciale, sì, esattamente, e quindi su questo tema però non essendo neanche tesserato, francamente io lo conoscevo poco. La sezione ha deciso che quello fosse il candidato migliore in quel momento da mettere, poi faremo delle riflessioni anche sulla sezione, ma non tanto per il risultato che è stato ottenuto, perché si è fatta di necessità virtù. Siamo usciti da una situazione difficile come l'allontanamento di una figura storica come quella di Tony Da Re, e quindi si sono stretti i ranghi, e complimenti ai ragazzi che hanno fatto di Vittorio Veneto, che hanno fatto il massimo che potevano fare. L'uscita è più un'uscita caratteriale che politica. Crosato, Forza Italia come sappiamo ha sostenuto Posocco, è stato uno dei temi, quella spaccatura del centrodestra, non l'unica, lo sappiamo bene, poi ne parleremo in questa tornata elettorale. Un centrodestra compatto cosa avrebbe fatto secondo lei? Perché si è arrivati a questo? Beh, anche noi è stata una scelta, come ha detto prima Dimitri, del regionale, quindi anche noi abbiamo preso questa scelta, condivisa però dalla sezione locale, abbiamo proposto la nostra lista e siamo andati avanti per la nostra strada. Io Posocco lo conosco anche
personalmente lo trovo anche un moderato, una persona che tranquillamente rappresenta il nostro elettorato. Per quanto riguarda invece Vittorio Veneto, sappiamo tutti che l'uscita di Darè ha scombussolato un po' tutto il centrodestra. Fortunatamente, anche grazie all'intelligenza dei rappresentanti della Lega di riuscire a ricompattare il centrodestra facendo un passo indietro, ci ha permesso di andare uniti al secondo turno. Quindi è stata, molte volte facciamo delle primarie sapendo che abbiamo la possibilità sempre di avere il secondo turno, e quindi questo è uno di questi, e grazie alla Lega locale e provinciale che ha permesso di avere comunque, di proporre un nome unito da tutti, e grazie anche a Fratelli d'Italia. Freda, il vulnus è stato quello a Vittorio Veneto, il vulnus è stato il caso Darè, che poi ha avuto un effetto domino. No, sicuramente, io ovviamente ho seguito la cosa da esterno, diciamo che il caso Darè ha creato della confusione su Vittorio Veneto, costringendo... Però mi permetto, adesso ci arriviamo, Sì. Le faccio finire. L'effetto domino c'è stato anche su Preganziol, un po', sulla questione... Ai tempi l'appoggio poi di Fratelli d'Italia portò la Lega a mutare probabilmente posizione su Preganziol a livello di appoggi. Ecco, diciamo che probabilmente la soluzione sempre preferibile è quella che però effettivamente c'è stata Preganziol, quindi del centrodestra unito a sostegno di un unico nome, perché poi tante volte i programmi, le idee, le proposte, le visioni per la città sono simili tra le diverse liste, e pertanto non ha nemmeno senso moltiplicare l'offerta. E infatti oggi Posocco si presentava al ballottaggio partendo più indietro rispetto alla Bagliana, perché c'era un competitor sempre di centrodestra. Io trovo peraltro coerente e corretto che la sezione di Fratelli d'Italia di Vittorio Veneto abbia pubblicamente detto di appoggiare il candidato Posocco in alternativa al candidato della sinistra, perché sicuramente c'è una maggiore adesione rispetto al loro programma, rispetto a quello che propone Posocco, anche se non era il candidato sostenuto inizialmente, e mi auguro che vinca Posocco. Poi rispetto alla vicenda Darè e della Lega, insomma, se ne occuperanno all'interno della Lega. E dopo ne parliamo. Allora, vedo Anna De Roberto in collegamento da Portogruaro, Toffolo contro Bertoncello, Sì. In questo caso centrodestra contro centrosinistra senza spaccature. Sei col PD se non sbaglio, Anna? Sì, sono con la segretaria del Partito Democratico, ma in realtà stavamo proprio raccontando, anche ascoltando quello che state dicendo dallo studio, perché il caso di Portogruaro è un caso davvero particolare. Sapete che c'è un 23,7% di voti che ha portato a casa Sara Moretto, diciamo che è uscita sconfitta, ma che ha lasciato liberi i suoi di votare, cioè non c'è stato nessun tipo di indicazione di voto. Io vorrei partire da qui, perché all'interno della lista di Sara Moretto c'erano ex amministratori di destra e ex amministratori di sinistra, quindi è una lista estremamente composita. Forza Italia, la Forza Italia diciamo che è andata un po' contro Forcolin, e Italia Viva, mentre le liste che hanno appoggiato Bertoncello sono liste ovviamente del Partito Democratico, ma anche ad esempio di Azione, Italia Verdi, Sinistra, quindi davvero non è detto. Non si può sapere questi voti, questo 23,7% che sarà un ago della bilancia molto pesante, dove si sposteranno. Con Silvia si stava facendo questo ragionamento, perché voi avete provato come centrosinistra a fare un apparentamento, insomma a fare un accordo, ma questa cosa non è riuscita. Dopo 2 incontri, anzi insomma ve ne siete anche dette. Sì, beh no, noi di solito non diciamo, non ce ne diciamo, non è il nostro stile quello del dirsene. Abbiamo tentato di fare un apparentamento che fosse coerente con quanto era stato detto in campagna elettorale rispetto all'alternativa che questa coalizione rappresentava, quindi un'alternativa ai 7 anni di governo che hanno portato, secondo il nostro punto di vista ovviamente, all'immobilismo della città, a cui sono compartecipi sia
le forze di destra che appoggiano Toffolo, quindi partitiche, sia i fuoriusciti di questo centrodestra che era composito con l'ex sindaco senatore e anche col sindaco spodestato, direi, Favero. E quindi abbiamo cercato di essere coerenti con questa affermazione e col fatto che abbiamo sempre detto che dopo questi 7 anni in cui abbiamo avuto un commissariamento dopo 30 anni che non accadeva, di avere un governo stabile a livello di consiglio comunale. Questo significava fare un apparentamento parziale, non con tutta la coalizione, e questo non è stato accolto. Chiaramente è nei diritti della coalizione poi fare tutti i commenti, anzi direi che lasciare libero l'elettorato di scegliere mi sembra una scelta che risponde anche a una linea abbastanza democratica, chiaramente, anche perché tante volte non è che gestiamo direttamente i voti degli elettori che ci votano, quindi l'obiettivo è quello ovviamente di parlare a un elettorato che di fatto, io vorrei ricordare che il 32% nostro assieme al 23% della coalizione della Moretto, parlo di elettorato, non sto parlando delle dinamiche interne della politica, sono quasi il 60% di portogoraresi che aveva voluto tentare un cambiamento, cioè sicuramente con noi ha tentato un cambiamento con questo tipo di coalizione che però non ha fatto breccia. Ecco perché noi abbiamo sempre detto in queste 2 settimane invitiamo tutti a fare un ragionamento sul cambiamento, se vuoi il cambiamento, considerato che il programma delle 2 coalizioni non aveva particolari differenze, anzi era stato la base su cui iniziare a ragionare per anche l'apparentamento. Penso che l'elettorato della coalizione Moretto potrebbe tranquillamente fidarsi. Ormai si è votato, quindi poco possiamo fare. Senta, ma voi siete espressione in qualche modo del centro-sinistra unito, vedete alle nostre spalle ci sono tutte le liste che appunto sostengono Antonio Bertoncello. Possiamo dire che invece il centrodestra in realtà qui a Portogruaro non sia stato così unito, c'è una Forza Italia che ha spinto per uscire dal centrodestra? Ma non serve neanche arrivare a questo, noi abbiamo avuto un commissariamento perché il centrodestra era spaccato, 3 consiglieri della maggioranza apparentata con la Lega si sono dimessi e sono tutti i consiglieri del centrodestra, quindi non serve neanche arrivare a parlare di partiti di politica. È chiaro che questa rottura all'interno di Forza Italia sicuramente ha avuto un altro peso, ci sono veti e personalismi all'interno della Lega, ci sono veti e personalismi all'interno di altri partiti, quindi all'interno del centrodestra è composita Lega che comunque, ovviamente dobbiamo dirlo perché non l'abbiamo ricordato all'inizio, comunque Luigi Toffolo è stato in testa con il suo 38,9% di preferenze. Sì, Toffolo è stato in testa, è il primo partito della destra, dopo il PD come il partito a livello comunale c'è Fratelli d'Italia, non la Lega ha perso dei voti e addirittura hanno fatto uno spacchettamento dalla Lega, hanno fatto una lista civica, quindi vuol dire che qualche problema interno, come si stava dicendo negli ultimi 7 anni come PD e come gruppi consigliari di centrosinistra, dove si vedevano le differenze, le contrapposizioni sia politiche sia nei programmi, nei progetti, erano evidenti e si continua a respirare questo. Quindi è una partita davvero, Nicola, qui a Portogruaro tutta da giocare, certo, perché c'è questo 4,9% di voti di Manzato, anche qui che non si sa, non ha dato indicazione di voto, quindi né a destra né a sinistra, e all'interno della lista, ultimissimo passaggio, di Manzato, anche lì ci sono esponenti sia di destra che di sinistra, quindi davvero una partita da giocare, siamo in attesa anche noi. Grazie Anna De Roberto, grazie alla segretaria del PD cittadino. Vi do intanto, adesso vado subito da Mirko Cavallin a Bassano del Grappa, vi do il definitivo, almeno regionale, dell'affluenza dal sito del Ministero dell'Interno. In Italia il 47-37%, questo è il dato definitivo dell'affluenza alle ore 15. Ci sono regioni tipo come la Basilicata dove ci sono cifre come 54%, quindi ben oltre la media nazionale, o anche le Marche 54%, in Molise 78%. Quindi una affluenza notevole. In Veneto si attesta definitivamente a 46 e 43%. Se entriamo poi nel dato regionale per provincia, in realtà manca ancora, credo, no, la sezione anche di Rovigo
c'è il dato definitivo, 46,02 l'affluenza in Veneto alle ore 15, la provincia dove si è votato di più è la provincia di Padova, resta il trend 47,73, ci sono Monselice, Salvazzano dentro e Rubano al voto. La provincia nella quale si è votato di meno è la provincia di Treviso, 41,01, è il dato ovviamente di Vittorio Veneto, l'unico dato disponibile, 41,001. Allora, Mirko Cavallin da Bassano, mentre vi dico che c'è un primissimo dato parziale dal sito del comune di Vittorio Veneto, una sezione per adesso con 8 voti per Mirella Baliana e 4 voti per Gianluca Posocco. Insomma, siamo proprio alle primissime cose, ma giusto per dare un antipasto di quanto sta accadendo, quindi un 66% Baliana, 33% Posocco, ma parliamo di 12 voti scrutinati, quindi sono davvero poco. Infatti. Allora, andiamo a Bassano del Grappa. Mirko Cavallin, che notizie hai? Eccoci qua, eccoci qua. Allora, la notizia è del primo seggio anche di Bassano, 54% per Roberto Campagnolo, 46% per Nicola Finco, è la sezione dell'ospedale che è la più veloce ad essere scrutinata. Quindi insomma, però è già un primo dato. Con me c'è Roberto Marin, che era uno dei 5 candidati sindaco al primo turno. Poco fa qui in Piazza della Libertà, dove c'è la statua del patrono San Bassiano, ha dato un annuncio. Sì, ho aspettato naturalmente il periodo del ballottaggio perché la mia scelta non desse adito a qualsiasi tipo di interpretazione e naturalmente lo faccio in questo momento per lo stesso motivo, perché indipendentemente dal risultato elettorale io domani, con naturalmente la proclamazione del sindaco e quindi la composizione del consiglio comunale, darò le dimissioni come consigliere comunale. Sono 15 anni di esperienza che ho fatto molto volentieri e che mi ha appassionato e mettermi al servizio per la città. Mi ha dato motivo e naturalmente è stato anche una bella esperienza che mi ha fatto crescere da un punto di vista sia politico che naturalmente della conoscenza dei problemi della città e dell'amministrazione della città. Una scelta amara evidentemente, lei è stato anche assessore della Giunta Bavan fino a 2 anni fa. Certo, sì, è una scelta che naturalmente faccio con la responsabilità di chi ha portato un gruppo. Abbiamo corso per un progetto, la mia candidatura nasce da una scelta di gruppo, di un progetto civico per la città. Ci siamo messi a disposizione, abbiamo messo naturalmente in gioco la coerenza che è sempre costata personalmente, la competenza, abbiamo messo in gioco un progetto che guarda oltre il mandato amministrativo con lungimiranza per la città. Naturalmente il risultato elettorale dell'8-9 giugno non ha dato il risultato sperato e quindi come allenatore, come capitano, come leader di un gruppo mi assumo in questo momento la responsabilità del risultato elettorale. Usare questo paragone sportivo nel giorno d'Italia-Croazia, insomma, ecco, facciamo una risata. La saluto chiedendole di che cosa ha bisogno Bassano dalla prossima ora quando sarà noto il nome del nuovo sindaco. Ma abbiamo chiari i dati dell'affluenza e quindi chiunque sarà sindaco viene eletto con la minoranza della popolazione della città di Bassano, quindi un invito forte, al di là dell'appartenenza politica, a lavorare per l'intera città, ad essere il sindaco di tutti i cittadini, soprattutto quelli che non lo hanno votato. Roberto Marin, impegno per Bassano, grazie, buon lavoro, a te Nicola, più tardi. Grazie davvero, chiedo anche a Francesca Bozza e poi in regia quali altri collegamenti cominciamo ad avere, perché davvero i dati cominciano ad affluire, quindi è bene dare in tempo reale tutto. Vi dico che sul sito del comune di Vittorio Veneto abbiamo 679 schede scrutinate su 11.098 con
Mirella Balliana al 57,1% contro il 42,9% di Gianluca Posocco. Le forbici cominciano a essere ampie, anche se ovviamente, ecco qua, perfetto, 3 sezioni su 33. E di là abbiamo visto, grazie mille alla regia, grazie a Francesco Ceronda, abbiamo visto su Vittorio, sì, sul Bassano del Grappa il vantaggio di Campagnolo. Se ci sono altre schermate ditemelo che le facciamo vedere. Restiamo su Vittorio. Coin è un dato ancora molto parziale, però sì, è un dato parziale che però alla fine non va neanche distante rispetto a quello che possono essere le proiezioni o quello che insomma immaginiamo noi nella nostra testa come proiezioni rispetto anche all'affluenza. Una bassa affluenza, diciamo che era penalizzante a Vittorio Veneto per il candidato Posocco, ed era, insomma, si poteva pensare tranquillamente che forse che avvantaggiasse la Balliana. Sono ancora pochi le sezioni scrutinate, però insomma queste prime 3 o 4 sezioni che sono arrivate vanno in questa direzione. 7 sezioni su 41 a Bassano del Grappa, si è assottigliato per un po' insomma, il margine tra Campagnolo e Finco, ma c'è ancora Campagnolo in vantaggio. Quella di Bassano è un'altra partita molto interessante, Coin. Sì, assolutamente, ma è un'altra partita dove il centrodestra si è spaccato. Perché questo è il vero dato di fatto. Cioè sono partite dove se il centrodestra avesse corso unito e compatto, i risultati probabilmente sarebbero stati già diversi al primo turno. Purtroppo non c'erano le condizioni e quindi non ha neanche senso andare a cercare eventuali responsabilità, perché insomma è andata così, ma deve comunque far riflettere. E le sezioni scrutinate sono poche, per cui può succedere ancora di tutto. Però se fossimo andati compatti ovunque fin dall'inizio, il risultato forse sarebbe stato diverso già al primo turno. Zavai, è così? Il centrodestra dove va unito vince sempre? Beh, io questa l'ho sentita talmente tante volte che mi sembra un po' una giustificazione autoassolutoria, in realtà, nel senso l'offerta politica comunque viene proposta, i cittadini votano, per cui non si può delegittimare poi chi vince semplicemente perché loro non si sono messi d'accordo. In questo momento vediamo come andrà, io sono contento dei primi dati che stanno arrivando, io credo che visto che di solito era sempre una dinamica del centro-sinistra, quella della divisione, probabilmente invece stiamo dimostrando che non è soltanto quella la dinamica che permette di avere un successo elettorale, ma anche un'offerta amministrativa di qualità che i cittadini poi magari, almeno ripeto, non voglio cantare vittoria prima di dati un po' più affermati, però mi sembra che anche sul trend che sta prendendo Vittorio, per esempio, ci sia una dinamica di questo tipo, come io non sono d'accordo con quelli che dicono vabbè, ha fatto solo la buttata, l'uscita a favore di un candidato o di un altro, magari c'è una valutazione sui programmi, sull'offerta, insomma. Allora, sì, Fred... Le città non sono proprietà privata di nessuna parte politica in questo senso. Non c'è dubbio, però secondo me l'unità poi della coalizione è un valore fondamentale perché si confonde l'elettorato. Questo è un richiamo che non faccio ovviamente a Zabai, ma al mondo a cui appartengo, quindi quello del centrodestra, quindi secondo me quello che diceva l'onorevole Coin tutto sommato è corretto ed è una tendenza, infatti i ballottaggi vedono tutte situazioni simili, Bassano, Vittorio, Portogruaro, dove il centrodestra si era diviso. Faccio una considerazione in più, che prima abbiamo parlato di astensione e non l'ho detto, ma quando in Europa però hanno deciso le date per il voto, avrebbero dovuto anche considerare, secondo me, che nei paesi del Mediterraneo tutto sommato a giugno è già periodo di grandi gite al mare, no? Questa è una considerazione che faccio assolutamente non per costruire alibi attorno alle proposte del centrodestra, ma per dire che quando si fanno le valutazioni sulla legittimazione della classe politica, sull'importanza di andare a votare, ecco, anche chi indice le elezioni dovrebbe tenere in considerazione tutto.
compresa la data. Sono paesi che votano anche il martedì, Raffaele, cioè nel senso non sono tanto a fare questa cosa del voto, cioè a giugno la gente lavora, anche il weekend, non vedo le masse, i milioni di persone che non vanno a votare perché sono al mare. Comunque io abbiamo le code per Jesolo, però noi che siamo di Treviso abbiamo i seggi aperti fino alle 11 di sera, santo Dio, cioè dalle 7 del mattino alle 11 di sera, con uno dei motivi per cui facciamo fatica a trovare. Io però 15 giorni intanto fa vediamo Spinea 1 su 26, chiaramente una sezione, anche ma lì, bevi l'acqua con il centro-sinistra, il PD, diciamo, sì, a Spinea, e Azione. A Spinea andavamo con un candidato, due candidati appunto rappresentanti il centrodestra e il centrosinistra, venivamo da un'amministrazione di centrodestra disastrosa, per cui cominciamo anche a parlare del fatto che gli elettori non è che votano semplicemente perché litigano, ma anche valutano un'offerta amministrativa, cioè, e soprattutto anche laddove il primo turno è un po' la possibilità di avere un'offerta, diciamo, più varia, ok? E il concetto del ballottaggio e del possibile apparentamento è proprio per l'idea che si chiede ai candidati che hanno preso più voti di cercare di fare sintesi, no? Attenzione a questo risultato che sta ribaltando quanto abbiamo visto fino adesso. 10 sezioni su 41, Bassano del Grappa, Campagnolo a 49,67, Finco a 50,33. Quindi la rimonta e il sorpasso di Nicola Finco in questo momento con 10 sezioni su 41. Questa è una partita molto interessante da vedere. Lina Paronetto in collegamento da Vittorio Veneto. Vediamo anche Vittorio Veneto la situazione nella tabella e sentiamo anche Lina. Sì Nicola, eccoci, allora qua c'è lo spoglio già di 5-6 sezioni, ricordiamo che sono 33, siamo vicino al centro, in realtà all'Osteria Vittoria che è stata scelta da Mirella Balliana come quartier generale di questo pomeriggio dopo il ballottaggio. Siamo con Lorenzo Errante che è in lista, nella lista del sindaco di Mirella Balliana. C'è tensione, vero Lorenzo? Perché qui si va voto per voto, perché a Vittorio c'è stata alla fine un saltino di affluenza nelle ultime ore, no? Sì. Diciamo che l'affluenza bassa probabilmente avrebbe favorito più voi che gli avversari, che Gianluca Posocco. In realtà a ridosso dell'ora di pranzo e fino alle 3 c'è stata gente che è andata a votare, quindi siamo andati oltre il 41% e ce la si gioca a questo punto. Ce la giochiamo, la grande incognita era appunto sapere quanta gente andava a votare. Come tutti anche noi speravamo in un'affluenza più alta. Purtroppo c'è un disinteresse generale riguardo alla politica. La speranza è che in futuro, diciamo, riprenda un po' più passione, la gente torni a appassionarsi della politica, soprattutto in queste realtà comunali, e adesso aspettiamo i risultati di questo misero, mi spiace dirlo, 41%, però purtroppo l'impegno sarà in futuro di riportare la gente ad appassionarsi appunto alla politica. Secondo me il primo risultato da commentare è questo qui, e adesso pian piano aspettiamo il risultato delle sezioni. Da voi avete i vostri sostenitori che sono venuti qui, insomma sono qua seduti, aspettano l'esito. Dentro c'è una stanza in cui c'è un pochino di tensione in più. Sì, dentro abbiamo il nostro, diciamo, quartier generale ufficiale, dove stiamo registrando appunto i risultati dei rappresentanti di lista, e abbiamo una serie di fans che ogni volta ci seguono nei vari locali o nelle piazze, insomma, dove abbiamo fatto anche le varie manifestazioni. Lina, dimmi Nicola. Allora nel frattempo facciamo rivedere la tabella. È davvero una situazione del photo finish in questo momento davvero che si sta aggiornando con colpi e contraccolpi, perché in questo momento vediamo dalla grafica Balliana avanti 50,36 contro 49,64 di Posocco, ma fino a qualche secondo fa era in vantaggio Posocco di qualche voto, e in questo momento adesso è 51,48 diciamo di Balliana su Posocco, ma è davvero siamo come dire a un sorpasso contro sorpasso e di nuovo sorpasso e contro sorpasso, quindi è probabile che si arrivi al photo finish fino alla fine.
Sì, allora, guarda, fino a stamattina quando c'era affluenza bassa, molto bassa, abbiamo sentito noi come sentiment anche nei seggi e poi tra gli addetti ai lavori qui della politica vittoriese propendere più per Bagliana e propendere anche magari con un margine più ampio. Successivamente con questo scatto che c'è stato invece di votanti, c'è addirittura chi ci ha detto prima in una conversazione informale: se andiamo sopra il 42-43% rischia di vincere Posocco invece, no? Proprio si ribalta la situazione. Allora, per quanto riguarda i seggi che dici tu, c'è anche, come sempre, come in tutti i comuni, i vari candidati hanno i loro quartier generali, i loro feudi li chiamano qua, no? Allora Posocco è andato avanti con San Giacomo di Veglia, però qui al centro rischia di riprendersi Bagliana invece. Sì, diciamo che il centro e la zona nord, Serravalle, c'erano stati risultati buoni per noi. Sembrerebbe che il trend sia più o meno come la prima tornata elettorale, quindi ben per noi, nel senso che avevamo appunto abbastanza voti di differenza. Appunto, come dicevo prima, la grande incognita era anche sapere cosa facevano gli elettori della Lega e quindi probabilmente loro in questo ballottaggio erano un po' il l'ago della bilancia. Quindi adesso vediamo appunto alla fine cosa, appunto come dicevi tu, ci sono dei seggi dove ogni candidato prende più preferenze, prende più voti, ma insomma alla fine bisogna vedere il risultato finale, cosa dirà, nel senso il conteggio finale, vediamo come appunto sarà. Speriamo che segua un po' il trend della prima tornata elettorale. Si soffre sempre, questo è inevitabile, a meno che non siamo degli alieni senza sentimenti, ma penso che sia appunto un sentimento comune sia nostro che loro, insomma sono tutte brave persone che si sono candidate, che si sono date da fare questo senza. Abbiamo sentito un'esultanza, Lorenzo, qua. Cosa può essere dovuto? Non credo sia un gol dell'Italia perché giochiamo alle 21, ma penso che insomma ci sia un buon risultato. Sì, guarda, vi faccio il vostro inviato, dai. La vostra sentinella. Ti inviamo perché dentro c'è Mirella Bagliana che prima ci ha detto aspetta. A proposito di testa a testa, nel frattempo Campagnolo torna a sorpassare Finco, 53,13, Finco 49,87, 11 sezioni su 41. Insomma la situazione è ben calda anche a Bassano del Grappa. Resta collegata linea se non c'è ancora nessun altro. Crosato, restiamo si aspettava. Collegati, sì. Crosato, Andiamo dentro, che dice lei? Un passo. Sì. Non la sentiamo. C'è un problema di audio, credo. No, adesso no. Allora facciamo così. Vediamo se riesce a ricollegarsi con il microfono. Nel frattempo stiamo vedendo qualcosa all'interno della sede elettorale di Mirella Bagliana a Vittorio Veneto. Ecco qua, vediamo se riusciamo a vederlo in presa diretta questa cosa. Sì. Faccio il butta dentro. È uscito un risultato Guardando, ecco Mirella Bagliana, la vediamo, sta guardando un po' la situazione. 51,99, 10 sezioni su 33, Mirella Bagliana in vantaggio su Posocco a 48,01. Prima c'era stato un sorpasso, poi un controsorpasso, poi di nuovo un sorpasso e un controsorpasso. Si sta aumentando la forza. Un seggio fortunato e la Mirella è avanti bene, quindi siamo contenti, insomma. Okay. Fa silenzio come in chiesa quasi, nel senso che è un momento sacro. Aspettiamo, ci mettiamo un po' in disparte senza creare problematiche, ma pare che la cosa vada nel verso giusto, no? Per Mirella Bagliana, Nicola. Noi ci mettiamo un po' in disparte perché sono momenti concitati per tutti. Allora, vediamo se ci sono altri collegamenti. Non so se c'è Filippo Fois. Non ho capito se siamo. Sì, se tu mi dici che è meglio che aspettiamo lì da te, aspetto lì da te. Però forse ritornerei fra poco, cosa dici? Va bene, allora vedo che fa di sì con la testa. Vediamo se abbiamo qualche schermata dai comuni al voto. Non so se a Rovigo cominciamo ad avere qualche dato anche su Rovigo. Li possiamo vedere anche così in fascia, secondo me.
Lina forse sta dicendo qualcosa? No. Allora, andiamo pure avanti con questo. Allora, 5 sezioni su 26 a Spinea, con Franco Bevilacqua al 66,71%, contro il 33,29% di Tessari, quindi il centro-sinistra che sta vincendo ampiamente, 5 sezioni su 26. Vediamo se c'è qualcos'altro sempre del veneziano e poi andiamo subito da Filippo Fois, che credo sia ancora con Noale. Vediamo se c'è anche il dato di Noale. Vediamo. Ah no, Bassano del Grappa, ecco, di nuovo contro sorpasso, è davvero da film il ballottaggio di Bassano del Grappa, 49-12 Campagnolo, Finco 50-88, quindi ogni volta che ci aggiorniamo vediamo un risultato diverso. Rovigo, c'è qualcosa o è ancora fermo? Chiedo in regia, penso che sia ancora fermo, ancora fermo, è il risultato dell'unico capoluogo di provincia, anche lì in quel caso un centrodestra compatto contro l'ex sindaco Gaffeo. Allora, Filippo Fois, seguiamo bene anche Bassano. Filippo Fois da Noale. Sì, eccoci, siamo in compagnia di Alessandra Dini, vice sindaco uscente di Noale, affronta il ballottaggio Stefano Sorino. Al primo turno Sorino aveva preso il 36, lei il 26, per cui era in rincorsa. Come sta andando? Ma al momento sta vincendo Sorino e ovviamente che sia questa la scelta dei cittadini, di un cambiamento che poi insomma bisognerà vedere. Squadra uscente dello zaino, forse c'è un problema tecnico di cui lui ha fatto parte. Ovviamente il traino dei partiti sicuramente ha portato qualcosa in più rispetto a noi che siamo civici puri. Certo. Io non so se ci sono dei problemi. No, si era bloccato per un attimo. Vediamo la schermata di Noale nel frattempo mentre parla Dini. Okay. Allora, ci sono in questo momento circa 500 voti di differenza. Dice che è uno scoglio che non si può colmare. Ma non lo so perché non sto seguendo adesso ovviamente i seggi, però devo dire che c'è stato anche una dispersione di 3.000 voti perché eravamo 4 candidati, di cui uno era Civica Democratica e il candidato Fascina, e poi c'era l'altro Michelin con Coraggio Italia e un'altra civica. Sicuramente una parte di quei voti anche a noi in più rispetto al primo turno, dall'indirizzo che ha dato anche l'avversario Fascina, che appunto è rimasto all'opposizione, aveva dato di votare Sorino, malgrado appunto avessero una civica democratica all'interno, quindi magari anche questo ha confuso molto le idee. Sostanzialmente il candidato di centrosinistra, quello che era sostenuto anche dal ha detto di votare per il candidato di centrodestra che è sostenuto dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Questo sì, quindi insomma ci sono stati forse un po' tutti contro di me, tutti contro l'attuale amministrazione. Io devo dire anche che al di là poi di questa competizione, che ovviamente è una competizione democratica e ci sta, dopo 10 anni posso dire di aver dedicato e donato molto tempo e lasciato comunque in eredità insieme alla mia squadra un grande lavoro da portare avanti e un grande lavoro da fare. Io mi auguro solo che la squadra che arriverà, e spero che sia la squadra che si è presentata e che è stata eletta, che non arrivino persone dall'esterno, porterà avanti quanto abbiamo già fatto, soprattutto dedicherà a tempo pieno come abbiamo fatto noi in questi lunghi 10 anni. Filippo, grazie ad Alessandra Dini. Allora io direi, torno fra pochissimo a Vittorio Veneto. C'è un problema tecnico penso con il collegamento zaino, nel senso che ogni tanto si blocca, quindi magari poi verifichiamo nel prossimo collegamento. Non c'è ancora il dato ufficiale di Noale, ma ci fidiamo di quello che dice la candidata e quindi con il vantaggio di Sorino sulla candidata Dini, mentre ci dice Freda che a Rovigo
60-40. Quindi la candidata candidata del centrodestra a Rovigo è avanti quante sezioni? 11 sezioni su 55 è 59-41 per lei. 59-41, diciamo che è molto ampia la forbice diciamo, tra Cittadin e Gaffeo, quindi potrebbe essere un risultato importante per il centrodestra. Vittorio Veneto 12 su 33, lasciatelo così riesco a leggerlo. Ecco qua, Rovigo 11 su 55, Valeria Cittadin 59, Edoardo Gaffeo 41. Cosa diciamo Zabeo? Zabai, scusate. Dice... sono stati anni molto duri di amministrazione, abbiamo avuto una maggioranza molto litigiosa, purtroppo che è arrivata una spaccatura anche tra il Partito Democratico e Gaffeo, e diciamo che lì il cittadino è arrivata a un soffio già dalla vittoria al primo turno. Con i numeri della partecipazione al ballottaggio è abbastanza evidente che Rovigo si conferma come una città che non rinnova mai l'amministrazione precedente. Ed è anche un'amministrazione mangia sindaci. Esatto. Si suol dire. Allora, se siamo ancora collegati con Vittorio Andrea, Vittorio 12 su 33 con Bagliani in vantaggio 51-76. Io direi che siamo ben presi. Allora, Lina. Sì, eccoci qua Nicola. Allora, intanto chiedo a Nicoletta Rizzetto di inquadrare gli stati generali del Partito Democratico che sono arrivati. Vedete Giovanni Zorzi, è arrivato Alessandro Basso, non vogliono ancora parlare, ecco è arrivato l'ex sindaco Tonon, ancora Zorzi ci ha detto che non ha intenzione di dire nulla, ma qui si profila una situazione, torno dal mio inviato nel cuore pulsante del quartier generale Lorenzo, perché c'è una situazione che si sta delineando positiva per Bagliani. Abbastanza bene, abbiamo 27 sezioni su 33, diciamo che c'è un vantaggio sufficiente. Adesso vediamo, non dico niente perché la scaramanzia è sempre... E quindi dai, stiamo abbastanza ottimisti. Ecco, Tonon la coinvolgiamo, eccolo qua, l'ex sindaco Tonon, sempre presente, grazie Lorenzo. Intanto che sensazione ha? Per adesso non abbiamo il dato ufficiale, ma insomma i dati sono abbastanza confortanti. Io di solito sono prudente, per cui finché non sarà sancito ufficialmente il risultato, diciamo gioiamo ma non siamo ancora felici del tutto. Senta, che campagna elettorale è stata? Come tutte le altre, se devo dire, forse con qualche screzio in più a causa della palese rottura che c'è stata nell'ambito diciamo della Lega, ma diciamo che le punzecchiature sono state soprattutto da quella parte più che dalla nostra. La nostra candidata, se devo essere molto franco, è stata di una correttezza apollinea, direi, nel senso che ha fatto tutta la campagna elettorale in maniera positiva, senza criticare il passato, dicendo quello che noi vorremmo fare, e credo che per ora il risultato pare sia appagante. Ecco, un'ultima cosa, pare dai numeri che abbiamo finora che siate riusciti a far tornare a votare i vostri elettori. Sì, anche se obiettivamente il 41% l'affluenza è un po' deludente, lo dico da cittadino, non da partecipante da decenni alla vita politica della nostra città, perché se 2 elettori su 5 solo vanno a votare vuol dire che 3 su 5 sono del tutto disinteressati. Non mi consola il fatto che questo sia un trend presente anche in tante altre parti. Diciamo che, come ho avuto modo di dire anche quando ero amministratore, quando ero sindaco, che tutti i cittadini hanno diritto ovviamente di sollevare le proprie perplessità, le proprie valutazioni. Mi sono permesso di dire che chi ha votato ha più diritto. Grazie infinite. Allora voltiamo, ci vediamo, si attende, si guardano gli schermi dei computer, però Nicoletta, vediamo se riesci a far sentire, perché qui c'è dell'esultanza evidente, no? All'interno, vieni Nicoletta, andiamo avanti la telecamera, perché qui ci sono applausi, ci sono grida. Allora, magari non c'è il numero ufficiale, però qui l'hai sentito Nicola. È arrivato il numero ufficiale adesso? È arrivata la candidata. No, magari il risultato.
Manca poco al conteggio, manca a quanto pare solo un seggio, ci stanno dicendo. Manca solo un seggio, dici? Qui ce lo stanno dicendo, non ufficiali, ragazzi, stiamo parlando naturalmente di numeri che arrivano dai rappresentanti di lista e che stanno conteggiando. Però andiamo a vedere senza disturbare, andiamo a vedere anche la faccia di Mirella Bagliana. Contro sorpasso, io devo andare, allora facciamo così, Lina, restiamo collegati con te. Restiamo collegati, ma devo andare anche a Bassano del Grappa perché si sta consumando un testa a testa incredibile. Restiamo collegati con Lina, andiamo da Mirko Cavallin, dove c'è, almeno vediamo qui da noi, forse tu hai i dati ancora più aggiornati, abbiamo un controsorpasso di Nicola Finco, è così? Sì, confermo Nicola, c'è stato il controsorpasso, siamo a 17 sezioni su 41, ma la forbice rimane davvero strettissima, sono 141 voti di differenza attualmente, 3.445 contro 3.304. Cominciano ad arrivare le sezioni del centro storico cittadino e anche quelle della prima periferia più abitate, saranno quelle che sposteranno il voto. Qui vedete con Alberto Pivetta la mappa della città, ecco l'area est della città, questa era andata da Elena Pavane nel primo turno. Sarà interessante vedere dove si smisteranno questi voti. Qualche cambiamento c'è stato ad esempio nella sezione 19 di San Lazzaro, che ha cambiato orientamento, ha scelto Campagnolo invece di Finco. La sezione 41 e la 18 invece, che erano di Campagnolo e Pavane, sono andate entrambe a Finco. 18 sezioni su 41 in questo momento, 51,3%, 48,7%, la forbice si è allargata a circa 190 voti, ma parliamo davvero di una schede che potranno pesare tantissimo da qui ai prossimi minuti, quindi ci sentiamo tra poco. Grazie a Mirko Cavallin, restiamo sempre su Vittorio Veneto, pronti ad andare da Lina Paronetto. Mi fate vedere, prima che fra poco andiamo in pubblicità, saluto e saluterò anche gli ospiti della prima parte della nostra edizione straordinaria. Allora, Schio, 23 sezioni su 40, Cristina Marigo 57,01% contro Cristiano Eberle a 42,99, quindi ampiamente in vantaggio. Andiamo, vediamo altri comuni, perché mi interessa anche vedere Padova, c'è anche Monselice, una situazione molto particolare. Vediamo altri comuni dopo Schio, restiamo nel Vicentino se volete. Ecco, allora, torniamo su Rovigo, 15 su 55, il divario è nettissimo tra Valeria Cittadin, centrodestra, e Edoardo Gaffeo, quindi si avvia verso la vittoria Cittadin, ovviamente colpi di scena clamorosi permettendo. Rovigo, l'unico, lo ricordo, capoluogo di provincia al voto, non solo nella prima tornata ma anche ovviamente in questa seconda. Vediamo altro nel Padovano, mi interessa capire qualcosina anche della provincia di Padova. Vediamo se c'è qualcosa della provincia di Padova. Lo ricordo, a Padova erano al voto, ecco qua, Selvazzano è ancora fermo, diciamo, almeno ufficialmente. Mettetemi soltanto dove ci sono dei dati, ovviamente, altrimenti no. Quindi mi pare che a Padova ancora non ci sono dei dati ufficiali su Padova. Valdagno, ho visto Valdagno prima, se mi mettete Valdagno così vediamo anche un altro comune che non abbiamo ancora visto, quello di Valdagno nella provincia di Vicenza, e poi andiamo da Filippo Foist, e poi devo salutare anche gli ospiti. Valdagno, se c'è, l'ho vista passare prima, eccola qui, 20 su 28, quindi siamo davvero quasi al termine dello spoglio, e c'è Maurizio Zordan in netto vantaggio con 53,9, quindi quasi 54 sul candidato, in questo caso del centrodestra compatto, Alessandro Burtini, quindi una vittoria, quasi vittoria insomma ormai di Zordan a Valdagno. Vittorio Veneto, ho visto movimento. Eccola qua, Mirella Bagliana. E allora
bene, grazie. Siamo in diretta. Sì, siamo in diretta. Intanto buongiorno a tutti, grazie. Effettivamente devo ancora realizzare, ma sembra insomma che dai dati siamo in vantaggio e quindi molto probabilmente riusciremo ad andare al governo della città. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato al voto, a prescindere per chi hanno votato. Vorrei ringraziare tutti i candidati che si sono spesi anche delle altre forze in questa tornata elettorale. Naturalmente l'appuntamento elettorale è un appuntamento molto importante per la democrazia della città. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso e naturalmente io sarò, come già dichiarato in precedenza, voglio essere il sindaco di tutti. Il sindaco è una figura istituzionale e quindi ha tantissima responsabilità e chi mi conosce sa che affronterò questo impegno con molta responsabilità, ripeto, cercando di ascoltare tutte le persone e addirittura collaborando, se c'è margine, anche con l'opposizione. Ha avuto paura vista l'affluenza? C'è stato un momento che ha temuto di non farci? Allora, sì, noi eravamo in vantaggio, è vero che il ballottaggio è un'altra partita, quindi diciamo siamo partiti sereni ma con voglio dire, qualche preoccupazione ce l'avevamo, no? Anche perché non sapevamo l'elettorato di destra cosa avrebbe scelto, però sembra di capire insomma che anche molta parte dell'elettorato di destra non sarà data a votare, di centrodestra scusate, però alcuni forse hanno votato anche per noi e questo è significativo. Ripeto, io di nuovo vorrei essere e ci metterò tutta per essere il sindaco di tutti. Le faccio una domanda provocatoria: ha vinto Mirella Balliana o ha perso il centrodestra? Allora molto difficile rispondere a questa domanda. Naturalmente il centrodestra diviso è più debole, è vero che la mia figura è una figura un po' trasversale, insomma in città sono riconosciuta come una persona moderata, insomma che raccoglie consensi anche dall'altra parte, quindi molto probabilmente il mio nome insomma ha pesato in qualche maniera, ecco, sì. Senta, il centrosinistra torna al governo della città e per la prima volta, io ci tengo a sottolinearlo anche se lei questa argomentazione non l'ha mai usata, Vittorio Veneto ha un sindaco donna. Sì, in effetti è vero, io sinceramente questa questione della donna non l'ho mai presa in considerazione perché io la mia attività politica l'ho sempre fatta dall'età di 18 anni e quindi per me è un dovere, qualcosa che mi porto dentro da sempre. È vero che avere per la prima volta una donna sindaco è molto molto importante, spero che la parte empatica della donna emerga, ecco. Cosa si sente di dire a Gianluca Posocco? Gianluca Posocco, che chiamerò a breve, anzi mi aveva già chiamato, non sono riuscita a parlargli, intanto gli farò assolutamente anche le congratulazioni, nel senso, voglio dire, con lui abbiamo un ottimo rapporto, la campagna elettorale è stata una buona campagna elettorale senza grossi scontri, lui ha fatto un lavoro che ha potuto fare, naturalmente cercherò anche da lui qualche consiglio per iniziare insomma ad operare e a portare a termine almeno i lavori che sono iniziati. Domanda di rito, la prima cosa da fare da sindaco? Beh, innanzitutto avevamo detto la questione di risistemazione degli uffici, dopodiché la sistemazione della città e poi sicuramente la volontà di far partecipare più cittadini possibile all'attività amministrativa. Non sono impegni da poco? No, però noi siamo convinti, abbiamo una grossa squadra alle spalle, abbiamo avuto un movimento dal basso che abbiamo intenzione di ampliare il più possibile. Ecco, grazie. Ecco, allora cerchiamo anche di recuperare Giovanni Zorzi, eccolo in fondo. Nicoletta, andiamo dietro, Nicola, se ce lo fai fare velocemente per un commento a caldo col segretario provinciale del Partito Democratico. Eccolo qua, Giovanni Zorzi, allora, qui si festeggia. Certo, bisogna festeggiare una grandissima vittoria di una ottima squadra, un'ottima candidata e adesso faremo il meglio per Vittorio Veneto, come era insomma nel programma di Mirella. L'ho chiesto a Balliana, lo chiedo anche a lei. Avete vinto voi, ha vinto Balliana o ha perso il centrodestra? Abbiamo vinto innanzitutto noi, una coalizione coesa, compatta, che ha saputo trasmettere un messaggio di cambiamento sincero per la città. Centrodestra, insomma, mi sembra che la testimonianza del suo fallimento è il fatto di essersi spaccati. Più testimonianza di un fallimento così, credo che insomma i cittadini di Vittorio l'abbiano capito, l'inadeguatezza di quella coalizione di continuare a governare la città. Noi ci presentiamo invece compatti e continueremo così, faremo, ripeto, il massimo per Vittorio.
vittoria adesso per i prossimi 5 anni. Senta, complessivamente un giudizio veloce di queste elezioni, di questa tornata, sia amministrative che europee. Abbiamo visto un buon risultato che si è consolidato e già parlava da solo anche per le amministrative. Sì, ci consideriamo soddisfatti, sia sul fronte delle europee, dove si è visto insomma che il partito è in crescita, sia sul fronte delle amministrative, dove sembrava sostanzialmente che il nostro partito in questa provincia dovesse essere in qualche maniera, dovesse scomparire dalla mappa geografica, visto che insomma l'attenzione era tutta puntata alla sfida tra Fratelli d'Italia e Lega. In realtà si dimostra che noi ci siamo e che abbiamo dato in molti comuni un contributo decisivo a vincere. Grazie al segretario del Partito Democratico. Chiederei a Nicoletta semplicemente di far vedere qualche attimo di festeggiamento, gente che passa e suona il clacson in macchina, c'è grande entusiasmo, lo potete immaginare, gente che si abbraccia qui a quella che Mirella Valiana ha voluto eleggere come sede elettorale. Non ne ha avuta una, non ne ha affittata una, ha sempre scelto i locali di Vittorio Veneto, di stare in mezzo alla gente, e naturalmente è inutile dire che c'è grande entusiasmo. Nicola. Allora, resta lì ovviamente collegata, vado subito a Noale col nuovo sindaco di Noale. Da Filippo Fois, poi andiamo in pubblicità e saluto i miei ospiti, che ce ne sono i nuovi in arrivo. Filippo, nuovo sindaco di Noale. Sì, eccoci qui, è il momento. Il nuovo sindaco di Noale, Stefano Sorino, è il momento dei festeggiamenti, siamo fuori dalla sede elettorale, lo vedete che in questo momento, sì, esatto, sta stringendo le mani ad alcuni automobilisti che si stanno congratulando. Sorino, eccoci, allora ha dato un bel distacco di 1000 voti, credo. Mi pare di aver capito, sì, 1000 voti. Io non l'ho seguita, devo essere sincero, ero in ufficio. Però siamo contenti, davvero siamo contenti, ci speravamo, abbiamo lavorato tanto, tutti. Ci tengo a dire che è una vittoria di tutti, non è mia ma è della squadra. Perché ci spostiamo così, facciamo vedere anche tutte le persone che ci sono. Senta, ma cosa che ha fatto la differenza rispetto ad Alessandra Dini? Non lo so questo, forse la voglia di cambiare, la voglia di novità, la voglia di una squadra diversa, non lo so. So che ci hanno dato fiducia, hanno riposto in noi tanta fiducia e dobbiamo ricambiare questa fiducia. La prima cosa da fare da domani? Domani inizieremo un nuovo capitolo. Ci sono tante cose da fare e dovremo capire da chi sarà formata la squadra di governo, come distribuire le deleghe e capire quali sono le priorità. Però adesso oggi ci godiamo questa vittoria. Faccio una domanda cattiva, perché la sua sfidante Alessandra Dini ha detto, lei ha detto una vittoria di squadra, lei ha detto una squadra che si è un po' allargata in quest'ultimo scampolo di campagna elettorale anche a settori del centro-sinistra. A quanto pare sì, i numeri lo dicono, però noi accordi non ne abbiamo fatti. Abbiamo dialogato con i nostri avversari del primo turno sui programmi, ma non abbiamo fatto accordi, quindi evidentemente l'elettorato spontaneamente si è spostato. Abbiamo dato fiducia anche a loro. Grazie a Stefano allora, Sorino, Filippo, devo andare in pubblicità. Nuovo sindaco di Noale. Adesso corri a Scorzè, l'altra sfida interessante, ovviamente, Mestriner contro Marcon. Allora andiamo in pubblicità, intanto c'è Finco che allarga, Nicola Finco a Bassano che allarga la forbice in vantaggio su Campagnolo. Andiamo in pubblicità, saluto e ringrazio Marco Zabai, Raffaele Freda, Dimitri Coin collegato in studio e collegato in Skype. Grazie mille per essere stato con noi da Strasburgo. Emanuele Crosato resta con noi ancora un po' in attesa che si colleghi Fabio Chies. Noi andiamo in pubblicità, nuovi ospiti fra pochissimi minuti e cominciamo a commentare altre vittorie. Fra pochissimo. Posso solo faccio le congratulazioni a Mirella Valiana per la vittoria. Doveroso. Allora, pubblicità, poi di nuovo in diretta.